Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Siamo su Forza Motorsport 5. Allora raga, abbiamo cambiato competizione, siamo quelle sportive compatte. Sì, ho preso una macchina che vabbè magari non è devastante, però insomma comunque era una macchina consigliata. Ho messo questo colore qua, non è sicuramente il colore più bello del mondo, però per queste prime macchine voglio fare comunque, sì, voglio tenere i colori diciamo anche quelli un po' pazzi, per poi magari fare delle livree personalizzate. Ho messo un livello di difficoltà molto abile, quindi un livello già abbastanza tosto che comunque ti dà un bel bonus se porti a casa la vittoria. E ragazzi, sono riuscito a guadagnare 20.000 crediti senza fare un cazzo, nel senso il mio Dravatar ha fatto 70 gare e ha preso bei soldi, quindi questa è una figata incredibile. Scusate raga, andiamo per... siamo a Silverstone e vediamo di fare 3 gare positive e di portare a casa dei buoni risultati. Vai fioi, vai che andiamo con l'Eclipse. Macchina appena acquistata per fare questa cazzo di gara. Vai Cube. Con questo livello di difficoltà secondo me non possiamo sbagliare quasi niente, per carità non è il più difficile, però molto abile, già un livello insomma un po' più impegnativo rispetto a normale. 2 livelli in più mi sembra. Ecco, subito sportellata veneziana. Aia. Il Kume sta ammazzando tutti i fioi. È ufficiale, ma siamo al 9° posto. Vai Kume. Sorpasso perfetto per il comandone. Peccato veramente le condizioni climatiche, porca puttana, non le vogliono mai mettere, Dio santo, sarà mica difficile, cazzo. Aia. Sto lasciando più soldi dei danni che altro, bene, molto bene. Vai, come devi combattere. Sta già scappando il primo sta già scappando, ragazzi. La cosa non mi piace. Cioè, la macchina sta andando veramente per campi, molto bene. Dai, sorpassi scioccanti come indiani. Occhio, mamma mia. Eccolo là, come perdere posizioni. 4° posto, fiori, ma non basta. Purtroppo non basta. Dai Kume. Curva buona. Dai, entra all'esterno. Vai Kume. Niente da fare, è il primo in fuga, ragazzi. Puttana merda, è il primo in fuga. Dai, che gli altri sbagliano, però il primo è troppo avanti, cazzo. Ma chi è, Dio santo? Fuga veramente per il primo, però dai, appena finito il primo giro, dai, ancora un giro pieno, può sempre fare una cagata. Bravo, dai Kume, questa l'ho presa bene, presa alla grande questa. Dai. Grande Venezian, dai. Siamo a caccia del primo, ragazzi, siamo a caccia, se vinciamo prendiamo tanti bei soldoni. Dobbiamo veramente tirare come degli assassini, però lo stiamo prendendo, ragazzi, dai. Dai comandone, dai. Sorpasso pazzo, e ce la fa. Arthur rimane davanti Vidal, siamo contro Vidal, ragazzi. Grande Kume. The fantastic Kumando. Curva buona.
Beh dai, se anche è molto abile riusciamo a vincere, possiamo tentare anche di andare avanti col livello, cazzo. No, stai zitto, Kume. La, 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 la. Questa modalità carriera mi piace di più rispetto a Forza 4, la capisco di più, nel senso è meno dispersiva secondo me. Ripeto, gli unici difetti secondo me di questo gioco sono forse pochi tracciati e non tantissime macchine, nel senso non è che le macchine, perché comunque ci sono quasi tutte le macchine più belle, perché magari Gran Turismo, io che sono uno strapassato di Gran Turismo, infatti per me è dura vedere Gran Turismo ridotto così adesso con tipo 800 macchine di merda e 300 belle a livello di grafica. Preferisco avere magari 200 fatte perfette, belle, che 1000 di merda, cioè, quindi le macchine più belle ci sono quasi tutte comunque quasi tutte. Il problema è che magari potevano mettere qualcuna in più e tante sono con gli LC. E l'altra pecca, sì, le condizioni meteo sicuramente. Nel fatto dei pochi tracciati, a me sinceramente non è mai stato un problema, nel senso io mi diverto, cioè, non... Cioè, alla fine anche un gioco come Formula 1, che per carità è Formula 1, però una volta che fai 50 stagioni, sempre quelli sono i tracciati, nel senso, io ho sempre più voluto le belle macchine che tanti tracciati, ecco, questo è almeno il mio pensiero. Comunque, insomma, non sono tantissimi, però sono belli, siamo sempre là, cioè, a volte è meglio meno roba fatta bene che tanta fatta di merda, cioè Gran Turismo ormai punta più sulla quantità, che io, ripeto, io veramente, ragazzi, io ho bruciato Gran Turismo da piccolo, veramente, ragazzi. Giocavo a GT, cioè veramente facevo tirate senza mai dormire. Adesso secondo me non è più il Gran Turismo di una volta. Speriamo con la Play 4, cazzo, infatti io prenderò la Play 4 anche per il Gran Turismo, se è bello. Tanto come va a stravincere, è grande, anche è molto abile. Vediamo quanti soldi ho preso. 8. Nuovi stemmi, titoli sbloccati, obiettivo sbloccato, semi-profi, semi-pro. Scusate ragazzi, il comandone è un po' stanco. Oggi obiettivo sbloccato, io c'ero. Io sblocco così, trofei a cazzo. 7000, bonus 20%, vedi il Drive Avatar. Beh, stiamo un po' su molto abile adesso e poi aspettiamo, insomma, se vediamo che siamo tanto forti possiamo andare anche a esperto. Abbiamo tutto bene. Per in posizione siamo 39 millesimi, quindi una merda. One merda, one vision, Silverstone. Vai ragazzi, andiamo con la nostra macchina, sembra la Speed 12 là, mi ricordo. Cazzo devo fare? Ah, devo superare, obiettivo oro 12. Ah ok, che ci sono le gare quelle strane. Devo superare 12 macchine, vai Kume, ciao. Io che sono ancora le prime gare, quindi sulla carta non deve essere proprio impossibile. Ho un giro, chiaramente, sì, ho un giro. Vai come non devi spingere, vai. Indianapolis. Che su, mi ricordo su MotoGP dominavamo sta cazzo di gara. Grande Kume. Dai Kume, facciamo un bel record, cazzo. Sorpasso buono. 7, dai, siamo a 7. Merda, come cazzo faccio a superare le altre? Dai cazzo, dai, tira la Kume. Tararara. Vai Kume, buttati e si butta. Ercume si butta. Ercumendone. Bravissimo venezianone, però purtroppo siamo quasi alla fine. No, non sbagliare, merdaccia umana. Proprio 12 ne superiamo, vabbè. Obiettivo centrato, però speravo di fare qualcosa di meglio. Dai, forse un'altra me la supero. Dai che forse un'altra me la supero. It's fantastic, Kume. It's fantastic. Dai un'altra. Attenzione, il Kumendone domina ancora. Che sport, superate 16. Wow.
Grande venezianone. Beh, cazzo, ha fatto una bella, con difficoltà molto abile, cazzo. Me la godo sta gara. Vediamo se sono in una classifica un po' decente. Pochi soldi però. Pochi money. Ok. No, sta gara veramente non mi ha dato un cazzo, Dio santo. Ok. No, niente, proprio qua non è che non ce n'è che una classifica, nel senso l'importante è stare nell'obiettivo, va bene. Torniamo al Oh, Master laguna Sprint di obesa, Southern fioi. California e al famoso cavatappi della curva 8, uno Il dei più cavacazzi, grandi fioi, ma obiettivi quanto al figo è il mondo. cavacazzi. Vai ragazzi, siamo a Laguna Obesa. E a Laguna Obesa voglio la vittoria. Vai! Vai, vai Cube, vai Cube, vai Cube, vai Cube. Laguna Obesa. Mi ricordo che fosse MotoGP, mamma mia. Quante cagate mi sono sparato. Guarda sta merda, guarda la merda, guarda, Vardio, il coglione, Vardio. Sarei curioso di vedere il mio drive in azione quando non gioco. Deve essere un drogato marcio, figlio. Il marcio di motorsport, dai. Bella. Buon sorpasso comendiano. Dai, 13° posto. Possiamo fare meglio però di così, eh. Dai, cazzo, dai. Occhio, occhio, occhio. Grande comandone, esternazzo puro. Esternazzo puro. E adesso andiamo di internazzo puro. Oh, però anche loro ti colpiscono, ste merde umane, dai. 8° posto, non dovevamo perdere contatto dai primi. La macchina se ne sta andando, non capisco il perché. Attenzione, qua c'è veramente gente pazza, eh. Bella sta cosa però che c'è l'intelligenza artificiale, cioè nel senso ci sono, diciamo, gli stili di guida dei personaggi, dei giocatori. La cavacazzi è presa un po' lenta, la cavacazzi, eh. Beh, presa lenta però in uscita veramente veloce. Siamo quarti, e siamo quarti. E siamo quarti. Adesso però non possiamo più sbagliare se vogliamo recuperare dei primi tre. Dai Cube, dai Cube, tira fuori il massimo, dai Cube, dai Cube, dai Cube. Questa sembra stata una curva che mi sta abbastanza sui maroni. Guarda come si scontrano, bellissimo. 3° posto, 3rd place. Vai. Attenzione, prende la scia il Cube. Prende la scia, ma non va a sciare, vai. Vai Cube. Merda. Bastardo obeso. Gran sorpasso di questo stronzo, eccolo qua. Adesso dobbiamo fare il contro sorpasso. Bella questa curva, presa molto bene. Ci appoggiamo un attimo, ma chi se ne fotte. Ok, siamo secondi e abbiamo ancora un giro e mezzo per strappare la prima posizione a questo pippone qua. Dai che non stiamo guidando malissimo. Dai che il Cume c'è. Il Cume c'è. Dai cazzus. Occhio alla cavacazzi, occhio. Bella, presa benissimo. Grandissimo comandone, pitturata questa, pitturata. E ancora Arturo Vidal domina su Motorsport. Adesso possiamo e dobbiamo superarlo però, Beh, sarà un giro pieno per superarlo. Dai. Dai Cum.
Questa curva è importantissima, non possiamo cappellarla. Ecco, l'ha appena detto. Ma porca trota. Guarda come frena sta merda umana. Va, Vardio il coglione. Donna di Dio. Lotta pura, Fioi, lotta pura per la prima posizione. Mamma mia che sfida, ragazzi, che sfida. E il veneziano non c'è, e il veneziano non c'è. Il gondolaro c'è, e il gondolaro c'è. Yeah. Sento che sono proprio preso male, Fioi. Guardate che sto registrando veramente a un orario impossibile. Domani devo alzarmi anche presto, veramente. Siamo in condizioni critiche, però cioè, non si può non giocare, non esiste. Comunque raga, ringrazio tutti, siamo quasi 12.000 iscritti. Io veramente non ho parole, do not parole in vero inglese. Siete splendidi, cioè... Vai come... Grande, beh dai, però alla fine abbiamo fatto una bella gara, cazzo, cioè non siamo proprio scarsissimi a Motorsport, perché comunque è molto abile, che comunque è un livello importante perché tira il 20% di bonus, cioè, insomma. Abbiamo appena cominciato a giocare, non mi sembra proprio un negativo, lo stiamo massacrando, quindi abbiamo anche margine per un altro livello sicuro. Mi sembra che il godimento sia molto bello. Curva perfetta. Il Cube va a vincere e il drive attack sarà sempre più forte. Winner. Gara completata. Cube ha completato la gara. Nuovo stemma, un bel gruzzoletto. Siamo venuti fin qua per vedere dominare il Cube da pa. Bene. Altri bei soldini che arrivano nelle casse comediane. Vediamo se arriviamo a livello 6. Niente, ancora no. Allora, vabbè, siamo in classifica 91.000. Che spozza, sta gente veramente domina alla grande. Buono raga, dai, le prossime gare... Insomma, mi ha fatto vedere anche questa categoria qua perché volevo fare... Torniamo sulle strade di Le Mans. Sì, vabbè, stai zitta merda. No, volevo dire, volevo far vedere un po' tutte le gare con macchine diverse così da essere bello vario. Quindi adesso mi sparo ste gare tranquillo da solo e poi in dominata mondiale andiamo sul prossimo evento, perché così è più bello secondo me. Se sto troppo con una macchina, secondo me è una rottura di coglioni incredibili. Buono raga, se accetto consigli su cosa fare, come fare, quindi ragazzi aspetto sempre i commentini comediani e il supporto comediano. Raga, un saluto dal comendone veneziano, dalle Mans Circuit, Bugatti Circuit. Ciao! Evita il traffico per arrivare prima dei tuoi rivali. PS, a zoccolo, ma sta zitta. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.